I segreti per annullare maledizioni, malefici e altre azioni del demonio rivelati da Padre Amorth. La Bibbia, la Sacra Scrittura, ci mette in guardia. Per ben 431 volte cita diavoli, demoni, Satana, e per 85 volte parla di spiriti impuri, senza contare tutte le volte che usa appellativi dati al nemico di Dio e nemico nostro. La Sacra Scrittura non esita a presentare la vita come una lotta, come una vera guerra contro i demoni. Secondo gli esorcisti sono 4 le cause per cui una persona può cadere nella possessione diabolica o in disturbi di origine malefica. Può trattarsi di semplice permissione di Dio, così come Dio può permettere una malattia allo scopo di dare alla persona un'occasione di purificazione e di meriti. L'hanno subita molti santi, come Angela da Foligno, Santa Gemma Galgani, Giovanni Calabria. Altri sono stati vittime di disturbi malefici con percorse cadute, come il Santo Curato d'Ars o Padre Pio. La causa può essere data da un maleficio che si subisce, fattura, maledizione, malocchio. Si espone al rischio di influenze malefiche o di possessione chi si rivolge a maghi, cartomanti, stregoni, chi partecipa a sedute spiritiche o a sette sataniche, chi si dedica all'occultismo e alla negoromanzia. Si può cadere in mali malefici per il persistere di colpe gravi e multiple. Padre Amorth ha avuto casi di giovani dediti alla droga o colpevoli di delitti e perversioni sessuali. L'esorcista, prima di procedere a un esorcismo, guarda le cartelle cliniche. Il sintomo più significativo per capire se una persona ha bisogno o meno di un esorcismo è l'avversione al sacro, che si manifesta in tante forme: ripugnanza alla preghiera e a tutto ciò che è benedetto, anche senza minimamente sapere che lo è. L'acqua santa, ad esempio, procura sulle persone possedute un insopportabile bruciore. Reazioni violente e furiose in persone che di natura sono tutt'altro, le quali bestemmiano e aggrediscono, anche se uno prega solo mentalmente. Poi reazioni furiose della persona se qualcuno prega a favore di questa persona o se qualcuno la benedice. Vi sono vari tipi di maleficio. Secondo lo scopo: amatorio, per favorire o distruggere un rapporto d'amore con una persona; benefico, per procurare del male fisico, psichico, economico, familiare; legamento, per creare impedimenti ai movimenti, alle relazioni; transfert, per trasferire a una persona i tormenti fatti a un pupazzo o a una foto della persona che si vuole colpire; putrefazione, per procurare un male mortale, facendo putrefare un materiale soggetto alla putrefazione; possessione, per introdurre una presenza diabolica nella vittima e causarle una vera e propria possessione. Poi vi è un secondo modo che può essere diretto, mediante un contatto della vittima con l'oggetto portatore del male. Ad esempio, quando si fa bere o mangiare alla vittima qualcosa di maleficato o fatturato, oppure indiretto attraverso l'azione malefica compiuta su un oggetto che rappresenta la vittima. Poi ci sono operazioni di infissione o inchiodamento con spilli, chiodi, martello, punte, fuoco, ghiaccio, per annodamento, legatura con lacci, nodi, briglie, nastri, fasce, cerchi,
per putrefazione, sotterrando l'oggetto o l'animale simbolo dopo averlo fatturato, per maledizione, direttamente sulla persona o su foto o su un simbolo di essa, per distruzione con il fuoco. Si pratica quest'ultima bruciando più volte l'oggetto sul quale si è trasferita idealmente la persona della vittima, per ottenere in questa una forma di consunzione più o meno analoga a quella della putrefazione. Poi ci sono i riti satanici, ad esempio ci sono i culti satanici o messe nere fatte allo scopo di nuocere a qualcuno. Poi ci sono le fatture che vengono fatte a pupazzi o a carni con spilli, ossa di morti, sangue mestruale, rospi, polli, con oggetti maleficati, regali, piante, cuscini, bambole, orologi, talismani, qualsiasi altro oggetto. Poi ci sono sintomi che si localizzano nella testa, quale dolore strano, botte, confusione, stanchezza mentale e fisica, male agli occhi, disturbi del sonno, della personalità, del comportamento. Lo stomaco presenta difficoltà digestive, dolori, anoressia, uno strano, intenso, diffuso malessere che dallo sterno o bocca dello stomaco sale alla gola e alla testa, bulimia, anoressia, vomito. Piccate nella parte del cuore. C'è quindi poi l'avversione al sacro, distacco dalla preghiera, dalla fede, dalla vita spirituale cristiana, allontanamento dai sacramenti e dalla Chiesa, distrazioni, sbadigli, sonnolenza nella preghiera, disagio a stare in chiesa, nausea fino allo svenimento, disturbi alla salute, senza spiegazione adeguata e senza cure efficaci, disturbi psichici, confusione, ossessioni, amnesie, ansia, paura, abulia, incapacità di concentrazione, a studiare, a lavorare, disturbi nell'affetto e nell'umore, nervosismo, litigi continui, freddezza o passionalità immotivata, tendenza alla depressione, allo scoraggiamento, alla disperazione, impedimenti nel matrimonio, nel fidanzamento, nello studio, nella carriera, negli affari, fallimenti, errori impensabili, strani incidenti, spinta alla morte, segni strani, sentire addosso spilli, chiodi, trafitture, fuoco, ghiaccio, serpi, lacci, rumori strani e fenomeni in casa o nei luoghi di lavoro, passi, scricchiolii, colpi, ombre, presenze, animaletti, lampade che scoppiano, elettrodomestici che si bloccano, porte, finestre che si aprono o chiudono, invasione di insetti. Il demonio infesta l'uomo per puro odio. È in se stesso odio rivolto al cielo e alla terra, e nella sua furia distruttiva fa quanto Dio gli concede per l'avanzamento del bene. Io potrei dividere l'opera infestatrice del demonio nelle seguenti gradazioni in ordine crescente: tentazione è la suggestione operata dal maligno sulla memoria e l'immaginazione umane al fine di far preferire all'uomo il male piuttosto che il bene, o un male maggiore di contro a uno minore, o un bene minore di contro a uno maggiore. La tentazione è l'attività ordinaria del demonio, nel senso che colpisce tutti gli uomini in ogni momento. Il diavolo non dorme mai e mira all'allontanamento dell'uomo da Dio, mediante il peccato che lo porti alla dannazione eterna. Poi c'è l'oppressione, che fa parte delle attività straordinarie del demonio, cioè di quelle azioni sporadiche che Dio talvolta permette a Satana per vagliare l'uomo, per rafforzarlo nella fede, per glorificare la sua Chiesa o per motivi a noi sconosciuti. L'oppressione colpisce i sensi della persona mediante allucinazioni orrende, fetori, gelo improvviso e l'ambiente circostante,
rumori, scricchiolii, levitazione di oggetti, eccetera. C'è quindi la vessazione, fenomeno rarissimo, di portata spirituale comunque minore. La vessazione è vera e propria aggressione fisica da parte dei demoni. Molti santi ne furono oggetto, pensiamo a Padre Pio. Il diavolo, incapace di tentare efficacemente l'uomo di Dio, lo solleva da terra, lo sfregia, lo malmena, lo sbatte contro le pareti finché Dio non interrompe la sua opera distruente. Per quanto riguarda l'ossessione, l'azione di Satana si fa più vicina all'unità psicosomatica umana. Il demonio introduce nella mente colpita pensieri di disperazione e di odio, muove dall'esterno la vittima ad azioni involontarie e autodistruttive, sacrileghe e innaturali, la tormenta con visioni spaventose e fenomeni preternaturali, raccapriccianti, e tuttavia un'azione intermittente, cioè la persona ha momenti di tregua. Talvolta misteriosamente il demonio può invadere la psiche di un essere umano, prendendo il controllo del suo corpo e della sua intenzionalità. Il fenomeno dura finché non è annullato dall'esorcismo o per periodi stabiliti a priori. In questo grado di possessione il demonio è latente, si limita ad alterare gli atteggiamenti del posseduto, le sue reazioni al sacro, gli instilla sentimenti di disperazione e depressione. C'è poi una possessione in cui si manifestano cambi di voce, fenomeni preternaturali quali la glossolalia, la levitazione e la pirocinesi, cioè il potere di incendiare gli oggetti a distanza. L'acqua santa produce piaghe nel corpo del posseduto, che di per sé manifesta chiaramente di avere un'altra personalità. In genere per possessione diabolica si intende questa situazione intermedia. C'è poi un altro grado di possessione. Lo spirito maligno, più spiriti hanno preso un dominio tale della persona da alterare orribilmente persino i suoi tratti somatici, che divengono veramente raccapriccianti, il suo odore e la temperatura. Questo è il caso più arduo e occorrono di solito numerosi esorcismi per la liberazione definitiva. In effetti la differenza tra le ultime 3 possessioni è solo una sottigliezza, perché molte volte la persona passa da una fase all'altra con mutamenti quasi impercettibili. Come possiamo liberarci dalle presenze malefiche? Si è visto che anche col telefono è possibile scaricare sulla vittima designata delle ondate malefiche. Ci si difende benissimo da questa trappola, dato che non si sa chi ci chiama, recitando la preghiera a San Michele Arcangelo quando squilla il telefono, e prima di dire nella cornetta pronto, e chiudendo subito se nessuno risponde o se si sentono sospiri, risate strane e sguaiate o cose simili. In casi particolarmente gravi può capitare che il demonio blocchi la bocca di una persona per impedire di ricevere la Santa Comunione. In tal caso, prima di ricevere la Santissima Eucaristia, si beva qualche sorso d'acqua santa, da tenere in una boccetta a portata di mano o nella borsetta, recitando qualche preghiera, e tutto si sistemerà. Partecipate con fervore alla Santa Messa. Molti stanno in chiesa solo per scaldare il banco. Preparatevi con apposite preghiere a ricevere Gesù nell'ostia santa. Poi, dopo il dovuto ringraziamento in ginocchio al Figlio di Dio che è venuto in voi, quello è il momento più adatto per pregarlo intensamente e chiedergli di liberarvi dalle presenze demoniache, poiché avete il Signore cuore a cuore in voi. Quanta freddezza mostrano tante persone che dopo aver fatto la Santa Comunione vanno a posto e stanno seduti senza adorare e ringraziare colui che l'universo non può contenere e che allora è presente vivo e vero in loro. Nessuna meraviglia perciò se non ottengono la liberazione.
Pregate sempre in ginocchio. Lo stare in piedi, specie in chiesa davanti a Gesù sacramentato o durante la recita del Santo Rosario, è una grave mancanza di rispetto verso il Signore. Inoltre, pregate soprattutto con il cuore. Quante persone non ottengono la liberazione da disturbi diabolici perché pregano solo con le labbra, ma hanno il cuore lontano da Dio e dalla sua Santa Madre. Molte persone, specie nei piccoli paesi di campagna, dicono di togliere il malocchio ed usano mettere in un piatto d'acqua gocce di olio, chicchi di grano o cose simili. Anche se sono di buona fede o brave persone, non facciano più cose simili, perché questo è un rito magico ed i riti magici portano poi nelle mani del demonio. Anche se queste persone dicono preghiere o fanno segni di croce, non sanno quello che fanno. La Bibbia è chiara. Popolo mio, non si trovi in mezzo a te chi esercita la divinazione, il sortileggio o la magia, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose suscita la collera del Signore. Così sta scritto nel libro del Deuteronomio. Soprattutto le donne siano sempre decenti nel vestire. Quanto sono ricadute nella possessione diabolica o non riescono a ottenere la liberazione sono coloro che continuano a dare scandalo. Chi ha fatto sedute spiritiche o altre gravi pratiche di magia nera chieda sempre nella preghiera continuamente perdono a Dio. Quante persone non ottengono la liberazione anche con continui esorcismi, perché non si sono confessati di queste cose con molta leggerezza e forse senza un vero e sentito pentimento. Non lamentiamoci perciò se la liberazione non arriva. Confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene. Il maligno ha terrore della confessione perché, se ben fatta, gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste nessun esorcismo più potente della confessione ben fatta. Infatti, quando al maligno è stato imposto di dire cos'è la confessione, ha dato una risposta sbalorditiva. È il sangue di Cristo che lava le anime. Ma che uso fanno i cristiani di questo straordinario sacramento? È necessario pregare molto, pregare bene, pregare sempre. Quanti ci dicono tanto lavoro, non ho tempo di fare tutte queste preghiere e di andare ogni giorno a messa. La Madonna stessa risponde a queste persone: cari figli, non si vive solo di lavoro, si vive anche e soprattutto di preghiera. E un'altra volta ha aggiunto: figlio mio, quando tu dici vado a messa, quando ho tempo, prego quando ho tempo, è come se tu dicessi a Dio: Signore, tu per me non sei niente. Dopo tali parole, come si fa a meravigliarsi se la liberazione tanto chiesta non arriva? Partecipate sempre alle ore di adorazione eucaristica, anche in chiesa. Adorate Gesù vivo e vero nell'ostia santa, soprattutto quando è solo. È Lui il vostro liberatore, non l'esorcista. Il maligno non può niente contro le anime eucaristiche e devote di Maria, la sua grande ed eterna nemica. Non si trovi in mezzo a voi chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortileggio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Così è scritto nel libro del Deuteronomio. Padre Amort così dice e consiglia riguardo a coloro che ci hanno lanciato delle maledizioni. Per poter eliminare tali maledizioni, dice Padre Amort: benediciamo in cuor nostro se qualcuno ci ha maledetto. I genitori possono benedire i loro figli, i figli possono benedire i loro genitori,
Ognuno di noi può benedire una persona dicendo: ti benedica il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh, questo lo si può sempre fare. Ed ecco le sante benedizioni, 7 benedizioni che permettono di aiutarci in quest'opera di benedizione di noi stessi, dei nostri nemici, delle persone avverse e di coloro che ci hanno fatto del male. Buona preghiera.
Stella,